Che cos'è che spinge qualcuno a togliere la vita a chi per mestiere la vita la salva? Oggi vi porto a Budusò, nel cuore della Gallura, dove una tragedia inaspettata ha scosso un'intera comunità. La notte è fonda, siamo intorno alle 23, nella sede di Interpol, dell'associazione 118. Lì si trovava Marco Pugello, 51 anni, un soccorritore del 118 residente a Cagliari, un uomo che ogni giorno dedicava la sua vita agli altri. All'improvviso bussa alla porta qualcuno, non un paziente, non un collega, bussa una persona che chiede espressamente di lui, e qui il cuore si stringe, si ferma. Appena entrato, senza un perché apparente, il killer ha aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola. Marco è stato colpito tragicamente a morte. I suoi colleghi presenti hanno fatto l'impossibile, si sono buttati su di lui cercando disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. Marco è morto lì, nella sede dove avrebbe dovuto essere sicuro, in un luogo che era il suo ufficio per salvare vite. Dopo l'atroce gesto, l'assassino è fuggito nel buio della notte, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono scattate immediatamente, con i carabinieri del nucleo di Ozieri e del comando provinciale di Sassari che lavorano senza sosta. L'accusa è di omicidio volontario. Stanno raccogliendo ogni testimonianza, ogni indizio per dare un nome e un volto a chi ha compiuto un gesto così efferrato. Nel frattempo Budusò è sotto shock, un'intera comunità attonita. Questa storia ci lascia con un senso di profonda ingiustizia. Marco Pugello era un soccorritore, una figura essenziale, un punto di riferimento per la comunità. Com'è possibile che chi è votato ad aiutare il prossimo diventi vittima di una violenza così cieca? Questo omicidio non è solo un fatto di cronaca nera, ma è una ferita che si apre nel nostro tessuto sociale, un promemoria doloroso della fragilità della vita e della presenza di una violenza incomprensibile. Ora la domanda rimane: chi è il killer e soprattutto qual è il suo movente? Le indagini ci diranno le risposte, speriamo presto. Ma intanto io volevo chiedere a voi cosa ne pensate di questa incredibile e tragica vicenda. Quali riflessioni vi suscita?